La Giunta Comunale ha dato il via libera al contributo d'accesso a Venezia. Si parte in primavera in fase sperimentale e sarà applicato per una trentina di giorni. Opposizione all'attacco sul contributo d'accesso per Martini e un blitz alla vigilia del vertice UNESCO. Per Sambo un modo per fare cassa. Ticozzi chiede l'intervento del prefetto. Catturato in Germania Valerio Salvatore Crivello, killer evaso 3 anni fa dai domiciliari a Scorzè, arrestato a Preganziola, era stato condannato per omicidio aggravato dal metodo mafioso. Disposto l'obbligo di dimora a Venezia e la firma quotidiana in questura per Gabriel Guevara, l'attore spagnolo arrestato sabato al Lido, su di lui un mandato d'arresto europeo per violenza sessuale. Un 70enne derubato in pieno centro nel parcheggio di Via Costa a Mestre non si è perso d'animo, le sue urla sono state sentite dai finanzieri che sono riusciti a catturare il ladro. Caro vita, caro scuole, lacune nella pianta organica degli insegnanti. A una settimana dall'avvio dell'anno scolastico l'appello dell'assessore regionale Donazzan. Nonostante l'assenza di alcune star americane alla mostra del cinema di Venezia e boom di spettatori, 35.000 biglietti venduti in 5 giorni, il 10% in più dell'anno scorso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, lo avete sentito dai titoli, la Giunta Comunale ha dato il via libera al contributo d'accesso. Si parte in primavera e sarà una fase sperimentale. Parte la sperimentazione del contributo d'accesso nel 2024, dalla primavera del 2024. Finalmente approdiamo per la fase finale in Consiglio Comunale per l'approvazione il 12 di settembre. Oggi è stata approvata la delibera di Giunta che dà indirizzo di presentare l'emendamento di Giunta che conclude questo iter dopo aver ascoltato associazioni e veneziani. Finalmente si cercherà concretamente di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni giorni dell'anno. La Giunta Comunale riunitasi oggi ha dato dunque il via libera. Chi dovrà pagare? In linea generale i visitatori giornalieri sopra i 14 anni. Saranno esclusi i residenti nel Comune di Venezia, i lavoratori anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città o nelle isole, i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'IMU nel Comune. Esentato invece chi soggiorna in strutture ricettive del territorio comunale, quindi i turisti pernottanti, i residenti nella regione, i ragazzi fino ai 14 anni, chi necessita di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo e una serie di ulteriori esenzioni. Una sperimentazione a cui noi ci approcciamo con grande sensibilità, con grande anche umiltà, perché siamo convinti che sia un percorso sicuramente migliorabile, sicuramente oggetto di interventi che possano in qualche modo renderlo ancora più fluido nella sua gestione. Cercheremo di pesare il meno possibile in termini di oneri sulla prenotazione, sarà invece molto semplice, molto legata al digitale e consentirà di raccontare al mondo che in alcune giornate, nelle giornate particolarmente affollate, non è consigliabile la visita in giornata alla città e quindi conviene prenotarsi per un altro periodo, scegliere un altro giorno. Inizialmente il contributo sarà di 5 euro, poi si vedrà durante la sperimentazione cosa cambiare o mantenere. Al momento si parla di circa 30 giornate, il cui calendario sarà diffuso nelle prossime settimane, soprattutto ponti primaverili e weekend estivi. Immediate le reazioni dei consiglieri di opposizione. Quello che la Giunta fa è semplicemente cassa, recuperare risorse ancora una volta dal flusso turistico. Il commento della consigliera del Partito Democratico Monica Sambo. L'idea che facendo pagare 5 euro in poche giornate dell'anno si possa utilizzare questo strumento per salvare la città dalla devastazione del sovraffollamento turistico è l'emblema di una Giunta che non ha idee, vedremo come la gestirà. Paolo Ticozzo, consigliere comunale del PD, dichiara invece: ho scritto al prefetto perché è grave dal punto di vista istituzionale che il centrodestra tenti di ignorare e insabbiare la richiesta di istruttoria partecipata che 11 consiglieri di opposizione hanno fatto nel pieno rispetto dei regolamenti con cui si chiedeva un ascolto vero della cittadinanza sul ticket d'ingresso. Ancora interviene il consigliere di tutta la città insieme, definendo il provvedimento come un biglietto da pagare all'ingresso della città, quindi inaccettabile. Come inaccettabile continua è la
modalità blitz di portare questo inutile pasticcio in Consiglio Comunale il 12 settembre, non a caso durante il vertice di UNESCO a Riyadh. Siamo alla cronaca. Arrestato in Germania il 44enne Valerio Salvatore Crivello, killer indragatista evaso dai domiciliari a Scorzè nel novembre del 2020. Su di lui pendeva un ordine di cattura internazionale. Si era sottratto all'ordine di esecuzione per la carcerazione evadendo dall'abitazione dei genitori a Scorzè ed era stato fermato a Keitum in Germania dal personale dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesca e del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Venezia attraverso il servizio di cooperazione internazionale di polizia. L'autorità giudiziaria tedesca ha avviato le procedure di estradizione in Italia. Un settantenne derubato del proprio borsellino da un trentenne marocchino in pieno giorno nel parcheggio di Via Costa a Mestre. Le urla consentono ai finanzieri la cattura, il trasferimento in caserma e la restituzione dei beni. Ennesimo episodio di microcriminalità in pieno giorno davanti al parcheggio di Via Costa a Mestre. Protagonista un settantenne derubato da un trentenne marocchino del suo borsello con portafoglio e cellulare. Scappando è stato attratto dalle urla dell'indomito anziano e di un operaio nei pressi di Corso del Popolo. Alcuni militari della Guardia di Finanza di Venezia, uscendo dalla caserma e diretti verso la mensa per la pausa pranzo, non hanno quindi esitato ad intervenire fermandolo. L'uomo nordafricano arrestato è stato identificato e definito in cella dove ha trascorso la notte. In mattinata il processo per direttissima. All'anziano sono stati restituiti i propri beni. Un episodio che torna a far parlare di sicurezza a Mestre, dove i cittadini tornano a chiedere un presidio costante di polizia per vivere una normale esistenza quotidiana. La Corte d'Appello ha disposto per Gabriel Guevara, l'attore franco-spagnolo arrestato sabato al Lido, l'obbligo di dimora a Venezia e di firma quotidiana in questura sull'attore in città per un evento collaterale della mostra del cinema. C'è un mandato d'arresto europeo per violenza sessuale emesso dalla magistratura francese per fatti che risalgono al 2015, quando sia Guevara che le presunte vittime erano minorenni. È probabile che concluse le procedure sia consegnato alle autorità francesi. Con una solenne cerimonia nella piazza d'armi della caserma di Padova si è insediato il nuovo comandante della Legione Carabinieri Veneto, il generale di brigata Giuseppe De Liso. La fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia e i militari in grande uniforme speciale, le specialità dei carabinieri, tra questi i cinofili. La piazza d'armi della caserma Codotto e Maronese di Padova saluta l'avvicendamento al comando della Legione Carabinieri Veneto alla presenza del generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. 5.000 militari, 32 compagnie, 5 tenenze, 269 stazioni, una presenza capillare quella dei carabinieri, ricorda il generale di divisione Giuseppe Spina che dopo 2 anni lascia il comando. Ho conosciuto una realtà, quella veneta, straordinaria, vivace, scattante, scalpitante e scenderò in Sicilia ad occuparmi delle responsabilità della terra della Sicilia, con riferimento agli aspetti di sicurezza e alla gestione degli assetti dell'Arma dei Carabinieri dislocati in quella regione. Un pensiero ai 438 militari feriti e in particolare al vicebrigadiere Marco Scuderi, ancora ricoverato dopo essere stato investito il 14 luglio a Padova da un uomo di 55 anni che si era presentato a casa dell'ex compagna nonostante un divieto di avvicinamento. Al comando della Legione da oggi generale di brigata Giuseppe De Liso, finora comandante provinciale di Palermo. Lavorerò per questa terra con la stessa passione e con la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della mia carriera. Sono orgoglioso e fiero di poter servire i cittadini del Veneto. Una regione dove siamo quasi in tutti i comuni e come la nostra organizzazione territoriale ci consente di essere vicino ai cittadini. Alla cerimonia presenti le massime autorità regionali e cittadine.
Caro vita, caro scuole, lacune nella pianta organica degli insegnanti. Ad una settimana dall'avvio dell'anno scolastico, l'appello dell'assessore regionale Donazzan. Il caro scuola quest'anno pesa non poco sulle famiglie che già devono sostenere gli altri aumenti. A risentirne sono in particolare le classi prime, medie e superiori, con un aumento generalizzato del 10%. Questo si riflette anche sugli insegnanti, spiega l'assessore regionale alla formazione. Io credo che questo dovrebbe essere affrontato in maniera molto forte a livello centrale, perché il tema del caro della vita, peraltro più cara a nord che a sud, ed è per questo che molti insegnanti non vengono a vivere, a lavorare in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, perché c'è anche questo tema della differenza tra territori. Un insegnante che prende 1.200-1.300 euro e ha un affitto di 700 euro e magari una famiglia è impossibilitata. E quindi alcune scoperture della pianta organica sono anche legate a questo. E questa è una cosa che preoccupa molto me. Il ministro Valditara ne ha anche parlato ed è stato subito attaccato rispetto al costo della vita così differente tra territori. Sulla questione libri, Donazzan poi evidenzia. Ho sempre detto: ma perché si devono cambiare tutte le volte? Ma perché si devono acquistare? Le scuole stanno anche facendo mercatini interni, ma il costo è veramente grave e questo va ridotto. Ma se il caro libri non bastasse, spesso ci si scontra anche con richieste assurde di materiale da parte di determinati insegnanti, come lamentano molti genitori. Io mi auguro che nelle scuole, soprattutto nella loro collegialità, quando gli insegnanti devono stare insieme a confrontarsi, tutto questo peso, tutta questa anche ansia. Vedete, la professoressa Lucangeli in un incontro importante a cui ho partecipato a fine anno scolastico ha detto: il sentimento che i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori, provano, ma anche nelle medie, è ansia. Non si può andare a scuola con l'ansia, a scuola si deve andare col sorriso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il gruppo consigliare del Partito Democratico veneziano chiede alla Giunta l'aggiornamento del piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima. Sono passati 11 anni dall'approvazione del PAESC del Comune di Venezia, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, e a chiederne l'aggiornamento il gruppo consigliare del Partito Democratico veneziano con una mozione presentata in Consiglio Comunale. Il Comune di Venezia deve realizzare ormai con una scadenza del 2022, quindi siamo in ritardo da un anno, il PAESC. Il PAESC è il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. È una sorta di mappa delle azioni che deve fare un comune. Il Comune di Venezia deve farlo perché aderisce al patto dei sindaci fatto con una delibera del 2020. L'ultimo piano, per intenderci, ha 11 anni, nel frattempo il mondo è totalmente cambiato. Questo piano dovrebbe identificare quali sono le azioni strategiche che servono per arrivare agli obiettivi condivisi con l'Unione Europea. E vuol dire la riduzione del 40% della CO2 entro il 2030 e l'azzeramento della CO2 entro il 2050. 4 le principali proposte costruttive avanzate alla Giunta. Inserire la possibilità di un risparmio energetico su tutta l'edilizia del Comune di Venezia, sia per quanto riguarda gli uffici, palestre, strutture scolastiche, sia per gli ambiti residenziali. In questi anni, grazie sempre al Partito Democratico, è stato avanzato il super bonus su molte edilizia pubblica, ma questo non basta, perché inevitabilmente buona parte delle residenze pubblica non sarà beneficiata di questo elemento. Bisogna fare di più, così come sul tema della mobilità sostenibile e il tema delle comunità energetiche. E da ultimo proponiamo che venga istituito una specie di sportello energia, cioè un punto di riferimento per imprese e famiglie che devono affrontare il tema di come risparmiare da un punto di vista energetico, come ridurre la bolletta e non sanno che strada fare. Orti a misura di bambino nelle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia e Simi Insegnamenti, un progetto di Coldiretti che nel veneziano vivrà la sua esperienza pilota. Nelle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia entra un progetto di educazione civica per promuovere la cultura del rispetto del territorio già in tenera età.
Con un gioco di parole si intitola Se mi insegni, il progetto di Coldiretti che impegnerà i bambini e i loro insegnanti sia dal punto di vista teorico che pratico. I bambini in un mondo oggi digitale molto veloce, in cui spesso anche i genitori tendenzialmente evitano che si bagnino con la pioggia piuttosto che tocchino e si sporchino le mani con la terra, entreranno invece a contatto con la natura in prima persona, come dei protagonisti, e questo sicuramente andrà ad arricchire i nostri servizi. Quella di Venezia è un'esperienza pilota, una sperimentazione per sostenere l'educazione civica, ambientale e alimentare attraverso il contatto con la natura, l'utilizzo dei 5 sensi e l'educazione al rispetto e alla tutela dell'ambiente. Racconteremo ai bimbi delle scuole dell'infanzia e anche ai loro insegnanti il rapporto tra l'agricoltura e la terra, e quindi anche il rispetto proprio per quello che è l'ambiente e anche la corretta alimentazione. Ci fa piacere iniziare da Venezia perché i 16 asili dove entreremo non sono soltanto in terraferma ma anche nelle isole, quindi con la possibilità veramente di portare un progetto importante anche all'interno appunto della laguna. Ed ora parliamo invece della mostra del cinema. Nonostante l'assenza di alcune star americane, la mostra del cinema di Venezia fa registrare un aumento di presenze in sala rispetto al 2022, 80 anni celebrati con un bel documentario. La mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, anche senza alcune star americane, fa il boom di presenze. Nei primi 5 giorni del festival, da mercoledì a domenica scorsi, si sono venduti 35.000 biglietti, il 10% in più rispetto al 2022, di cui 6.300 abbonati, 114.000 presenti in sala con una crescita del 18% guardando allo scorso anno, e 11.300 sono stati gli accreditati. 80 edizioni della mostra del cinema di Venezia raccontati con interviste storiche inedite con un ricco repertorio di immagini di archivio nel documentario Dalla parte del leone. La voce narrante è quella di Carla Bruni, il documentario di Battista Cegarai e Giuseppe Bucchi ripercorre le tappe cruciali e i momenti significativi della rassegna cinematografica più antica del mondo. Il materiale è vastissimo, ci si potrebbe fare una serie, chiaramente non si poteva mettere tutto, però diciamo che Battista ha scelto di dare una chiave di lettura. È anche molto interessante vedere come il festival viene visto fuori dal panorama italiano. Ci sono tantissime chicche, tantissime cose, ci sono delle interviste fatte da Lello Bersani, che ne so, una su tutte potrebbe essere a Roberto Rossellini. La mostra di Venezia rimane una delle mostre cinematografiche, anzi è l'unica che si chiama mostra, perché sennò sono festival. Qui sono stati scoperti tantissimi registi, tantissimi attori sono nati qui. Et donc on a vu des heures et des heures et des heures d'archives depuis les années. Abbiamo usato molto le immagini di vecchio archivio che mostrano l'importanza dei film che sono stati proiettati qua, e poi abbiamo visto ore e ore e ore di materiale d'archivio, abbiamo trovato delle cose fantastiche. Alla mostra anche Rocco Papareo per ritirare un premio collaterale. La mia più grande soddisfazione è stato progettare, realizzare e assistere alla sua diffusione del film Basilicata Coast to Coast. Il mio primo film e sono molto contento e orgoglioso di averlo fatto. Serata magica all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia con il concerto dei musicisti del Gran Teatro La Fenice, che per il secondo anno sono tornati in trasferta per rendere omaggio all'ex Isola d'Oro. Applausi a scena aperta per i 24 coristi diretti dal maestro Marco Paladin. Sono state le note dei 24 coristi del Gran Teatro La Fenice che si sono esibiti all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, diretti da Marco Paladin e accompagnati al pianoforte da Maria Cristina Bavovo, a dare il via all'attesa verso la mostra del cinema, con un grande concerto dedicato alla musica americana, con un omaggio finale all'Italia, con il brano Aggiungi un posto a tavola, che ha dominato l'atmosfera nella prestigiosa Sala degli Stucchi. L'Excelsior è un simbolo dell'ospitalità mondiale, ma anche un edificio da preservare attentamente attraverso la cultura, come ha ben sottolineato il general manager Alessio Zazzera, promotore dell'iniziativa. Una bellissima serata all'insegna della musica, della cultura, del canto, insomma tutto un insieme di fattori legati alla storia di quella che è il Lido e Venezia. È una bellissima tradizione che sta nascendo, che è sempre più viva,
e quindi ci vediamo speriamo di ripeterci l'anno prossimo. Un matrimonio perfetto con il Gran Teatro La Fenice. Mettere un po' e fare un passo indietro rispetto a quelle che sono le proprie individualità in favore di progetti che siano significativi e importanti. Per noi è importantissimo far sentire la nostra presenza come istituzione culturale del territorio in tutti i luoghi. L'interpretazione di New York, New York è legata al pubblico uno dei momenti più emozionanti del concerto. Tutto uno stile, un ritmo swing con dei momenti distensivi come Moon River, Over the Rainbow, arrangiamenti americani che sono veramente un capolavoro e eseguiti molto bene. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al Meteo. Gli ultimi aggiornamenti confermano che per tutta la prima parte di settembre lo scenario meteorologico sarà in generale dominato dall'alta pressione. Di conseguenza il tempo sarà piuttosto stabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto tanto sole, cielo che si presenterà in gran parte sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Temperature dal sapore tardo estivo, minime sugli 11-19 gradi, massime comprese tra 26 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sereno. Al mattino nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse. Temperature minime fra 16 e 18 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole con qualche nube bassa alla mattina. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 29-33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.